Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, la conferenza di oggi parlerà di una particolare categoria di organismi viventi, la cui natura è stata per diverso tempo molto misteriosa, poi è stata chiarita anche con il perfezionamento della microscopia ottica, no, se non ricordo male, però questi organismi, questi licheni di cui parlerà il professor Paolo Modenesi, docente di botanica all'Università di Genova, che è uno specialista di licheni, ha sempre studiato i licheni, si è sempre occupato di licheni e quindi è la persona più adatta per farci una conferenza su questo argomento. Licheni che hanno attirato anche l'interesse non soltanto dei botanici o degli scienziati, ma anche di poeti. Camillo Sbarbaro, per esempio, è stato uno dei più importanti conoscitori, no? Credo, conoscitori dal punto di vista scientifico, assolutamente, e che ha creato anche, mi sembra, una raccolta di licheni. Cosa aveva fatto? Li vendeva, vabbè, ok, poi ci racconti tu. Comunque, anche un poeta si è occupato dei licheni che sono organismi che oggi rappresentano uno dei modi più utili, ad esempio, per valutare la qualità dell'aria. Quindi danno un'indicazione dell'impatto ambientale di sostanze inquinanti e così via. Non dico altro, lascio la parola a Paolo, che ringrazio. E il microfono. Buonasera a tutti, grazie al professor Pessarino per avermi invitato e grazie a voi per l'interesse. Spero di interessarvi. E, volevo correggere una cosa. Purtroppo non parlerò di Sbarbaro stasera. Ne ho parlato già molte volte, soprattutto qui a Genova al Museo di Storia Naturale, oppure a Santa Margherita. Sbarbaro è nato a Santa Margherita. E varrebbe la pena di parlarne. Quindi io mi offro per un prossimo anno, non lo so quando volete, perché è veramente un personaggio molto interessante. E, comunque, cominciamo. Licheni dal passato al presente. Faremo una specie di excursus storico che spiega l'interesse, diciamo così, dell'umanità per i licheni, altrimenti inspiegabile. Perché fino al 1824, cioè 200 anni fa, e quest'anno è il bicentenario dell'invenzione del microscopio acromatico, il genio, naturalista, ingegnere, ottico, astronomo, era un genio, è Giovanni Battista Amici di Modena. Appare il suo ritratto in alto, a sinistra. Lì. Vicino c'è quello che ha fatto, praticamente l'accoppiamento di una lente Crown e una lente, adesso non me lo ricordo, scusate, una lente Flint e una lente Crown, una convessa e una concava, che ha eliminato tutti i disturbi cromatici e di messa a fuoco precisa, le sbavature che si osservavano prima del 1824. Sotto c'è un'immagine, è un pezzettino di carta nero traforato visto al microscopio. A sinistra appaiono dei buchini bianchi netti, cioè fatti col microscopio acromatico, mentre a destra prima dell'invenzione del microscopio acromatico. Capite che in queste condizioni guardare il microscopio era un'impresa. Dovrebbero farlo santo, a mio avviso, perché in effetti gli avvenimenti a cascata che succedono da questa invenzione non riguardano solamente i licheni. Per quel che ci riguarda oggi, sono importanti per i licheni perché si comincia a capire cosa siano. E il primo a capirlo è Simon Schwendener. È uno svizzero, un botanico svizzero, poi si è trasferito in Germania, che per primo nel 1867, ma parallelamente in Italia sorge la prima scuola licanologica italiana.
soprattutto ad opera di alcuni botanici che avevano fin da allora trascurato i licheni perché non ci si capiva nulla. Perché per determinarli, per riconoscere le specie, i generi, eccetera, occorreva un microscopio, le spore, cioè elementi molto minuscoli che era arduo distinguere al microscopio pre-acromatico. Simon Schwendele dice e osserva che i licheni non sono dei vegetali semplici, simili ad alghe come erano considerati, o muschi, sono una cosa diversa, sono un'associazione fra un insieme, un intreccio di ife fungine, di cellule allungate fungine e una popolazione algare. Poi Albert Bernhard Frank, anche lui, Frank era soprattutto un micologo, si occupava di funghi, è lui che scopre le micorrize. Franchia è un genere micorrizico, un fungo che è in simbiosi con le radici di alcune piante superiori. Il 90% delle piante sulla Terra sono micorizzate. Si fanno alcune esclusioni, ma il 90% delle piante, cioè tutte, quasi. Bernhard Frank muore giovane purtroppo ed era tedesco. L'altro è invece Heinrich Anton de Bary. Nonostante il nome, era un discendente di ugonotti che erano scappati in Belgio durante la persecuzione contro i protestanti. Comunque questo per spiegare il cognome, ma era tedesco. Nell'Ottocento si parlava della scuola italo-slesiaca, perché erano le punte di diamante della licanologia da allora. Finisce tutto, perché con l'unità in Italia, perché con l'unità d'Italia l'interesse dei licheni scema. Nel senso, dice sì, vabbè, sono delle simbiosi. Tra l'altro questo termine lo inventa proprio Frank Symbiotismus, lo chiama, e poi lo perfeziona De Bary, che dà una versione attuale della simbiosi, non parassitismo, non varie associazioni che potevano essere, ma un'associazione stabile fra due contraenti che adesso vedremo. L'ultima, una donna, eccezionale a mio avviso, ne ha parlato la professoressa Bonfante a Torino, a Torino a un'associazione scientifica che ora non ricordo il nome. La professoressa Bonfante è un'accademica dei Lincei che segue le teorie endosimbiontiche, cioè le nostre cellule eucariotiche si sarebbero formate attraverso l'antica simbiosi con batteri che hanno generato mitocondri, nucleo, plastidi e così via. Lynn Margulis è la donna, purtroppo è morta nell'81, un genio, se mio avviso. La teoria endosimbiontica della vita è sua. Ma adesso passiamo proprio a vedere cosa sono. Quello a sinistra è uno scheletro carbonioso, cioè è il glucosio, in cui in rosso sono rappresentati gli atomi di carbonio, che sono associati come una catena. Questo scheletro, ecco, gli unici organismi capaci di costruirlo sono le piante che, per quel che riguarda il carbonio, sono autotrofe, cioè costruiscono da sé gli scheletri carboniosi. Nel senso fanno zuccheri e dagli zuccheri gli amminoacidi, le proteine, i grassi e così via, combinando anidride carbonica che è nell'aria e acqua. Attraverso la luce, l'energia luminosa, le piante riescono a fare questo. Gli animali, da questo punto di vista, non sono autotrofi. Uso queste definizioni perché ben delimitano questi tre regni, no? Questi regni superiori. Gli animali sono fagotrofici, cioè inglobano e digeriscono, cioè assimilano all'interno del loro corpo. Non è sempre vero, tutto in biologia è generalmente. I ragni, per esempio, non fagocitano, digeriscono all'esterno e poi assorbono elementi semplici. Generalmente, non tutti i ragni, ma generalmente i ragni fanno così. E poi i funghi. I funghi sono eterotrofi assorbenti, nel senso che digeriscono all'esterno, come fanno i ragni. Non tutti i funghi fanno così, perché ovviamente anche qui ognuno fa come gli pare, ma generalmente i funghi digeriscono all'esterno e poi assimilano attraverso un reticolo di ife, cellule allungate, assorbenti.
Da un punto di vista della generalità sulla nutrizione, questo è vero, ma se guardiamo i funghi e guardiamo le strategie nutrizionali, possiamo ancora distinguere i funghi in 3 sottocategorie. I parassiti che recano danni all'ospite, i saprotrofi che vivono su sostanze organiche ma in decomposizione. L'arancia è in decomposizione? Sì, se si aspetta un po' è in decomposizione. Limone? Limone. E un panino ammuffito è una sostanza organica in decomposizione e questi sono saprotrofi. Poi ci sono invece le micorrize, funghi micorrizici che stabiliscono rapporti di scambio. Cosa ti do? Sali minerali, aumento dell'apparato radicale, difese contro i tuoi nemici, dal fungo alla pianta. In cambio tu mi dai zuccheri. E queste sono le micorrize, quelle che ha scoperto Frank. E poi abbiamo i licheni, che sono un altro tipo di strategia nutrizionale come le micorrize. Questi si chiamano simbionti e la simbiosi è il termine che aveva originariamente usato Frank per descriverli. Questa è una cultura su agar di un fungo. Sono dei filamenti, ife, che si allungano sul substrato assorbendo, assimilando elementi nutritivi semplici. Quando un fungo come questo si associa con una popolazione algale, ma le alghe non sono acquatiche, sì, ma esistono anche terrestri. Esistono come alghe terrestri sulle superfici più o meno umide, variamente umide, che possono essere umide, per esempio alla superficie degli alberi, oppure la corteccia, oppure sui muri. E insieme formano un insieme di ife intrecciate e popolazione algale. Le alghe hanno le dimensioni di circa 10 micron, 10 millesimi di millimetro, e formano un fenotipo, si chiama, cioè una manifestazione fisica di questo rapporto simbiotico che non assomiglia a nessuno dei due, perché si forma un corpo vegetale molto semplice, si chiama tallo per questo, che è l'espressione del fenotipo simbiotico, cioè il corpo che si forma è una manifestazione dell'interazione delle alghe a stretto contatto con i funghi. E la definizione è quella. I licheni cosa sono? Sono fenotipi. Funghi a nutrizione simbiotica obbligata. L'alga non è obbligata, al fungo sì, per se vuole vivere e mangiare. L'alga è libera in natura. Una popolazione fotosintetica di microalghe. Il tallo lichenizzato è il fenotipo simbiotico. Ma questa è una vecchia definizione. Adesso se ne usa un'altra. L'ho lasciata in inglese perché rende bene. Un lichene è un ecosistema autosufficiente. Un ecosistema, cioè un ecosistema in cui... Da cosa è formato un ecosistema? È formato da componenti autotrofi, cioè che producono elementi che organismi che consumano e altri organismi che decompongono e rendono disponibili le cose che sono secrete dagli altri due. Quindi è un ecosistema autosufficiente formato dall'interazione di un fungo, qui c'è scritto exhabitant, cioè non esiste in italiano una parola giusta per definirlo. Exhabitant è un ospite esterno, un ospite dominante. E un arrangiamento extracellulare, cioè al di fuori del fungo, di uno o più partner fotosintetici, cioè l'alga non è unica. In realtà ci sono un numero indeterminato, come dice la definizione, che è del 2020, di altri organismi microscopici, quali altri funghi, in genere sono dei lieviti, e batteri, numerosissimi batteri. All'interno di questo ecosistema autosufficiente in cui sono presenti produttori, decompositori, utilizzatori, tutto quello che serve a un ecosistema è quello che si pensa possa esserci su Marte.
Anni fa ero andato in Antartide e nella regione delle valli secche, zone cioè scoperte dai ghiacci da credo 75-80 mila anni, adesso non me lo ricordo esattamente, perché si è alzata una catena transantartica che ha isolato, diciamo così, queste zone dal mare, da cui arrivano le precipitazioni, anche nevose, per cui sono zone esposte. I licheni sono presenti sotto la superficie, 1 centimetro sotto la superficie di arenaria di queste montagne. Sotto c'è un ecosistema autosufficiente che è rappresentato da licheni, licheni che vivono non sopra la superficie, ma dentro. Si chiamano criptoendolitici, cioè nascosti all'interno della pietra. Per martellando si vede che sotto c'è del verde e guardando al microscopio che ci sono dei funghi. Questa è una sezione vista al microscopio elettronico di espansione a sinistra che fa vedere l'organizzazione. Il 90%, 85 o 90 della massa è rappresentato dal fungo. E qui vediamo le varie parti. C'è anche una freccia qua. No, no, va bene, non importa, non importa. No, 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 non importa. No, 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 va bene, va bene. No, va bene, ma lo stesso. No, cosa ho fatto qua? Ecco. Ah, grazie. In alto a sinistra c'è la superficie di questo lichene. Lì, esatto. Qui le ife sono compatte e cementate fra di loro a formare una specie di strato superiore solido. All'interno invece la struttura è aerea. Si vedono tante ife intrecciate fra di loro e fra queste due parti, la parte compatta e la parte invece in basso, no, quella sopra intrecciata l'assa, ecco lì, è ospitata nella parte intermedia, si vedono delle cose rotonde, sono le alghette, è la popolazione algare. Questa situazione simula una foglia perché gli elementi fotosintetici di una foglia sono, gli cloroplasti, sono portati verso la superficie, protetti dall'epidermide. Al di sotto c'è il mesofilo fogliare, via via più povero di verde man mano che si va nella pagina inferiore della foglia. È una struttura fogliare. In basso ci si vede invece un'altra zona compatta che separa e serve per aderire il tallo del lichene al substrato. E possiamo vedere che varie forme, senza dilungarmi troppo, da una forma crostosa, molto semplice, epilitica, si va verso un tallo che sembra una foglia a metà, fino a un tallo che sembra una pianta. Questo è, infatti è emblematico, è un fungo che non sa che farsene della luce, adesso scusate perché l'ho detto? L'umanizzazione più semplice, l'umanizzazione del discorso. Comunque è un fungo che non se ne fa nulla della luce, che si accorge invece che la luce è una fonte di energia e espone nel modo più favorevole possibile, in che modo? E formando una struttura arborescente. In questo modo circola più aria, il che non è iperbagnato, diciamo così, quindi la CO2 circola liberamente e in questo modo assomiglia a una piantina. È un lichene, cioè un fungo, che scopre l'importanza della luce per fare la fotosintesi e si adatta alle necessità delle alghe. Non sono tutte rose e fiori. Un licanologo inglese ha paragonato le comunità fungine alle tappe, anche qui umanizzando, però è azzeccato, alle tappe dell'evoluzione umana. Da 10.000 anni ad adesso cosa è evoluto? Beh, l'uomo erano cacciatori-raccoglitori. Cacciatori-raccoglitori sono per esempio i funghi parassiti o i funghi saprotrofi, che raccolgono oppure uccidono. E invece i simbionti sono gli agricoltori. Infatti lui dice i funghi coltivano le alghe. Ma è vero questo? Un aspetto è sconcertante. Qui è una mandria di mucche, no? Tutte uguali, col cartellino. Cosa odia l'allevatore di mucche? Odia avere una mucca che non c'entra. Questa è una mucca delle Highland scozzesi, cosa c'entra con quel branco lì? E allora da qui la conseguenza. Cosa c'entrano i licheni? C'entrano. Perché
il fungo impedisce alle alghe ogni manifestazione sessuale. Cioè le alghe non possono riprodursi, possono solo moltiplicarsi. Il fungo le alleva come fa l'allevatore, utilizzando i cloni delle sue alghe. Le fa moltiplicare sempre uguali. Niente fantasia, per carità, niente sesso, non sono inglesi, ma comunque niente sesso, alghe tutte uguali che devono fare tutte lo stesso lavoro, niente fantasie per la testa come accumulare l'amido, per esempio. L'amido non si forma nelle alghe del lichene, esce tutto in forma di zuccheri solubili che si riprende il fungo. È un allevamento. Questo è giusto, un allevamento. La simbiosi è molto antica. Non so se ci sono poi domande, vediamo alla fine sui licheni, sul significato. Questa è una zona molto interessante della Scozia, vicino a Rini. Sono le selci di Rini in Scozia. È un deposito, li fa vedere un'immaginifica. Rini si chiama così e la piantina, un'antenata delle felci, ha preso il nome proprio dal paese che è di vicino. Era una rinia, cioè una pianta senza foglie, una parente felci, una pteridofita molto primitiva, con un rizoma nel terreno paludoso da cui si alzavano dei piccoli arbusti, diciamo così, verdi, che facevano la fotosintesi. In alto gli sporangi, come tutte le felci o gli equiseti. Bene, in queste zone paludose, queste zone sono un deposito sedimentario siliceo sepolto sotto una colata lavica. E questa colata lavica ha preservato nelle migliori condizioni possibili tutto quello che c'è sotto. Sono state scoperte cose incredibili. Fra queste, appunto, piante, funghi, licheni, materiali animali molto primitivi, eccezionalmente conservati. Vinfrenazia reticulata è il primo lichene fossile trovato in queste selci. Era molto... Le fotografie sono in basso a sinistra, tanto non si capisce nulla, a destra più uno schema. In questo schema appaiono delle ife, che sono le ife fungine, che sono a contatto con due tipi di alghe azzurre. Cianoficee, alghe molto primitive, alghe batteriche. Questo è la Winfrenazia reticulata, il primo lichene noto da un deposito fossile. Questo deposito è del Devoniano, 400 milioni di anni fa. Rappresenta le fasi iniziali della colonizzazione della Terra. Alla fine del Devoniano c'è stata la famosa catastrofe devoniana che ha eliminato tutto. La Terra sarà conquistata poi successivamente. Questo è un aspetto delle linee certe, assomiglia un po' a quello che oggi è Yellowstone, cioè delle fumarole vulcaniche poi che eruttano della sabbia silicea che si deposita e poi tutto sepolto da una colata lavica. Questo è l'aspetto delle linee certe attuali. Un'atmosfera, un ambiente idilliaco in cui però sono conservate tutte queste tracce. In questa tabella, tanto per rientrare nei parametri nostri, circa 2 miliardi e mezzo, più semplice, 2 miliardi e mezzo di anni fa le cianoficee cominciano a produrre ossigeno. Noi ci collochiamo dove la rinia si colloca alle prime conquiste dell'ambiente terrestre, la comparsa dei licheni, non esistono piante superiori, non esistono animali terrestri, esistono solo animali molto semplici, acquatici, dove c'è quella stellina blu. Allora l'ossigeno non era ancora completamente formato, l'ossigeno sarà formato poi più tardi. La percentuale di ossigeno così è dal 21% come l'attuale, è del Carbonifero, quindi molto, molto dopo il Devoniano. Ma l'importanza dei licheni, da un punto di vista, questo chi sono i licheni, spero di averlo chiarito. Poi perché sono interessanti? Soprattutto per il loro metabolismo secondario, cioè i licheni, i funghi, quando sono in simbiosi con le alghe, in questa forma di vita associativa,
le alghe sono un po' schiavizzate, è un'associazione sui generis, comunque producono delle sostanze che sono visibili sia al microscopio elettronico a scansione, vedi quei riccioletti che vengono fuori, quella è la parte superiore di un lichene foglioso. Si vedono dei buchi, i buchi sono i lumi cellulari dove c'erano le ife, vuote perché è sottovuoto, messo al microscopio elettronico non c'è più nulla. Però si vedono quegli svirgoletti che si vedono in basso tra questi buchi che sono nella parete e in fluorescenza appaiono come a destra, cioè sono intensamente fluorescenti all'ultravioletto e sono formati da delle sostanze che è difficile, si chiamano depsidoni, sostanze licheniche in generale, che sono dei polifenoli. Polifenoli molto semplici, come quello sopra, che è l'acido giroforico, si chiama così, perché l'hanno trovato nel genere girofora, che è un lichene. L'acido giroforico che utilità può avere per il lichene e che utilità possono avere queste sostanze per noi. Sotto c'è scritto le possibili funzioni, tanto ombreggiatura per le alghe sottostanti e filtro dell'ultravioletto. Poi idrorepellenza. Un lichene è importante, la parte aerea di un lichene è importante che rimanga asciutto. Le pareti devono rimanere asciutte. Un lichene bagnato muore se è bagnato al 100%. Al 60% di umidità, quindi quasi asciutto, è perfettamente in grado di vivere e dare al massimo la fotosintesi. Per cui deve essere asciutto per la circolazione dell'anidride carbonica, se non l'anidride carbonica rallenta in acqua, per cui non è sufficiente la fotosintesi algale. Sono antibiotici, antimicotici, deterrenti. Il sapore amaro dei licheni spesso è dovuto proprio a questa deterrenza. Sono amari, quindi sono rifiutati dagli animali. Sono antiossidanti e sono chelanti di metalli tossici o non tossici, possono servire per la nutrizione minerale. Quindi queste sostanze sono molto utili per il lichene. Per cui i licheni sono sempre stati usati dall'inizio della storia dell'umanità. Per esempio, nella collezione Schweinfurt, quel signore lì era un archeologo egittologo tedesco, lui ha trovato in un canestro, un piccolo canestro di vimini, il lichene che si vede sotto, Pseudevernia furfuracea, che è comunissimo nei nostri boschi di conifere. Aprendo la scatola si vede questo lichene in una sepoltura egizia della XXI dinastia. Siamo nel nuovo regno, quindi il regno dei Ramessidi, diciamo così. Insieme a questo lichene, quindi che ha 3.000 anni, è il più antico reperto iconologico arrivato fino a noi, ci sono dei frammenti di corteccia di Abies, l'Abies, l'abete bianco, che in Egitto non c'è, Usnea è un lichene, quel filamentoso, come lo vedremo, poi Cimbopogon è una pianta aromatica che vive in Egitto. Quindi questo cosa vuol dire? Che Usnea, Abies e Pseudevernia dovevano venire da un'altra parte. Quale parte? Libano, Creta, Egeo, chi lo sa. È interessante notare alcune testimonianze poi che abbiamo, le vedremo dopo, della possibile provenienza. Per le piante esiste una ampia conoscenza, ma limitata, delle piante che usavano gli egizi. Sono note 160 citazioni delle piante, l'80% sono piante sconosciute. I licheni sono noti, fortunatamente. E sotto vediamo due geroglifici. La lettura, i due geroglifici sono affiancati, uno è più corsivo, quello più a destra, al centro, è un po' più leggibile. Si vedono delle cose interessanti. Tanto la parte sottolineata dalla riga bianca si legge Katsvet o qualcosa di simile. In realtà non lo sappiamo come pronunciavano e come pronunciassero gli egizi il nome, perché loro scrivevano solo le consonanti, quindi noi leggiamo K, T, S, T. Il resto chi lo sa. Comunque lì quella è la pronuncia. Quelle due braccia alzate è il simbolo di K.
il K era la parte immortale, vabbè, insomma. Lì, complimenti. No, no, no. Quindi quella è la lettura. Poi invece quelli tetratini significa che sono tanti, che sono numerosi, non si parla di una cosa sola. E poi c'è il determinativo, che in parte è chiaro, non è che l'ho chiarito io. Ho cercato di leggere e dove è spiegata questa cosa. La parte interessante perché c'è una pagnotta in basso. La pagnotta è quella che sembra una pagnotta, gli inizio da dire, e quindi dice, è specifica il determinativo, quello che si è detto nella pronuncia. C'è la pagnotta, poi c'è le onde del mare sopra e poi vicino c'è il simbolo geroglifico dei capelli. È più oscura la parte non sottolineata, perché quello è il simbolo del muro, poi di una zona irrigua, ancora al plurale, quel trattino non so cosa significhi. Comunque è già abbastanza sufficiente se pensiamo che abbiamo un'altra testimonianza, quella di Peter Sporskal, che io lo sento sempre molto vicino, tanto per cominciare perché il suo libro Flora egipziaco-arabica si trova nella biblioteca, nella parte chiusa di botanica. E io l'ho letto, è bellissimo perché questo era un ragazzo poverino, svedese, che è partito per un viaggio di esplorazione in Arabia per conto del re di Danimarca ed è morto di malaria in Arabia in giovane età. E lui descrive quello che trova, descrive le piante, è anche molto in gamba ed è bella la sua prosa. Lui parla di lichen prunastri, si chiama Elevernia furfuracea, è simile alla pseudevernia di prima, ma non uguale. Questa, come vedremo, è quella che usano per fare i profumi, lo vedremo dopo. Lui dice, questo lichene, il lichen prunastri, questo lichene non è indigeno dell'Egitto, quindi lo devono importare come pseudevernia di prima. Da dove? Chi lo sa? Da nord. Non è, però è degno di attenzione per lo suo uso nelle cose della panificazione, repistoria. Scusate la mia traduzione, poi sotto in italiano. Tante volte ho udito il nome Shibà, una erba a me ignota, secondo cui per molti non si può fare nessun tipo di pane. Gli arabi chiamano col medesimo nome l'artemisia, per il suo colore cenerino. Shibà infatti vuol dire capelli canuti, è lo stesso simbolo che vediamo nel geroglifico di prima. Capelli canuti, Shibà. Canuti, quindi bianchi. E in effetti l'aspetto di quelle due cose, l'artemisia e l'evernia, è molto simile. Alla fine però sono giunti in possesso di un esemplare e con grande sorpresa vi ho riconosciuto una pianta iperborea, cioè del nord. Con rotta impegnativa viene portata ad Alessandria dall'arcipelago, ma soprattutto dall'isola di Stanchio, così era il nome di Kos, che fa parte dell'arcipelago greco vicina alla costa turca. È bellissimo secondo me. Come? Ma comunque rimane la domanda, cosa se ne facevano gli egizi dei licheni? Per esempio nella mummificazione. Nella mummificazione, e lì c'è scritto la ricetta, qualcuno vuole approfittare, faceva parte spesso pseudevernia furfuracea, cioè quella che abbiamo visto prima, insieme ad altre cose, del riempimento dell'addome del defunto, quando questo veniva vuotato dai visceri e poi riempito con qualcosa per mantenere una struttura. Tutte le cose che ci mettono dentro, la cassia, la cassia e la cannella cinese, la cannella, il bitume, la cera, eccetera, eccetera, questi sono tutti conservanti, anche pseudoverdi è un conservante, antimicotico e così via. Polimerizzano fra di loro e formano una rete di legami incrociati, stabilizzano i tessuti e creano una barriera fisico-chimica per l'invasione di eventuali microorganismi.
Sono noti i licheni nelle mummie egizie? Sì, e l'hanno usate per circa 2500 anni. Alcune mummie dove, diciamo così, l'addome è riempito con questi licheni sono ignote. Nell'undicesima dinastia, cioè l'antico regno, 2150 a.C., trovano la Sedevernia all'interno dell'addome, fino a una donna del III secolo d.C., quindi dopo, in epoca romana. Noti, alcuni sono faraoni famosi, Meremtà della XIX, della nuova, vabbè, insomma, Siptah e Ramsete IV, e poi altri invece meno noti. La cosa interessante è una ragazza a Botoloè, datata intorno al 700 a.C., sono state eseguite analisi chimiche sui campioni del ripieno dell'addome, hanno trovato i licheni e questi ancora conservavano intatte le sostanze licheniche tipiche di Pseudovernia, quindi avevano una lunga durata. Però il problema è, ma usavano i licheni nella mummificazione? Allora perché nel canestro? Perché i licheni servivano, come diceva Forskal, forse anche per fare il pane. Lui dice che questa tradizione forse risaliva agli antichi egizi. Ancora nel 1700, Forskal diceva che gli egiziani facevano il pane al gusto di lichene. Gli piaceva evidentemente. E allora forse lo usavano per fare il pane. Però in realtà non lo sappiamo. E poi è impensabile che un'illustre mummia si mettesse a panificare nell'oltretomba. Però effettivamente lo potevano fare i cosiddetti ushabti. In certe tombe faraoniche fino a 400 ushabti, cioè quelli che rispondono significa, erano i servitori pronti ad esaudire i servizi per il faraone, qualunque servizio. Curare i giardini in al di là oppure fare il pane per il faraone. Ma quindi i licheni si mangiano? I licheni si mangiano. Il grave problema è che i licheni non sono digeribili. Noi possiamo mangiare i licheni. Sotto abbiamo due aspetti. A sinistra abbiamo il contenuto stomacale di una renna mischiato con, quindi licheni, le renne mangiano quando non c'è altro i licheni. In questo modo, tra l'altro, è interessante perché eliminano molte sostanze tossiche, per esempio l'acido ustico, e quindi rendono meno tossico il cibo e poi lo arricchiscono di elementi nutritivi tipo la vitamina A, perché si nutrono anche di altre cose ricche di vitamina A. E questo è un pasticcio del ripieno di uno stomaco di renna, stomaco dell'apparato digerente, non so che parte della bomaso, non lo so, con dei mirtilli e lo chiamano come lo chiamano più? Vabbè, Eskimo ice cream, cioè il gelato degli eschimesi. Invece vicino c'è una fetta è un piatto tipico islandese, fatto con un lichene che vedremo dopo, Cetraria islandica, con cui fanno un pane, delle focacce piatte. Quel pane sotto è di Cetraria islandica con farine per la di consistenza, perché la Cetraria non panifica, e sopra c'è una bella fetta di agnello affumicato. Questo è un tipico snack da strada in Islanda. Comunque i licheni contengono, mangiare licheni può sembrare bizzarro in alcuni contesti culturali, tradizionali, elitari, eccetera, eccetera. Perché quello che ci funziona è il cervello, e il cervello è il reale organo del gusto che ci fa scegliere quello che, per chi lo mangiava la nonna, lo mangiava il bisnonno, è buono, si mangia solo qui e la gente lo mangia. In realtà i licheni sono amari. L'amaro sono le sostanze licheni che si può deamarizzare, per esempio come si fa con le olive. Le olive per deamarizzarle seriamente si mettono in soda caustica, perché così si allontana tutto l'amaro, l'europeina che dà l'amaro. Le olive resistono perché hanno la buccia. Scusate, vabbè, insomma, buccia. E un botanico che dice buccia non è bello, però vabbè. Grazie. Invece i licheni non hanno una buccia.
un epicarpo, vabbè. Per cui basta immergergli in una soluzione leggermente salina, per esempio carbonato di potassio, cenere. Così facevano gli indiani, pelle rossa, per rendere commestibili e usare come gelificanti e riempenti, diciamo così, il cibo, i licheni che mangiavano. Oppure più soft ancora, ma parziale rimozione con il bicarbonato di potassio, ancora meglio. E allora non c'è neanche bisogno di lavarli per allontanare il carbonato, la soda non caustica. Fatto sta che qual è il gusto? Il gusto è muschiato, viene descritto come muschiato, terroso, il gusto è sempre uguale, non è che i licheni abbiano tanti gusti diversi. Di spugnola, di fungo, legnosi, di sottobosco, l'ho assaggiati, è vero. In realtà non funzionano. Chi li può digerire? Li possono digerire gli acari, gli insetti, i molluschi, i ruminanti, cioè quelli che ospitano popolazioni simbiotiche di microrganismi in grado di digerire batteri, in grado di digerire le sostanze licheniche, scusate, i polisaccaridi lichenici, che sono quelli sopra. Sopra è descritto l'amilosio, un componente dell'amido che possiamo digerire perché abbiamo gli enzimi adatti, ma vicino c'è la cellulosa che noi non possiamo digerire, mentre i ruminanti sì. E sotto c'è l'isolichenina o la lichenina, che sono dei polisaccaridi, galattopolisaccaridi, dei licheni, che noi non siamo in grado di digerire, ma chi ha nel stomaco o nell'intestino, scusate, i batteri simbionti lo può fare, i ruminanti oppure gli insetti che abbiamo visto. Comunque da un punto di vista, il problema è quindi, se si ha a che fare con i licheni, sapere che da un punto di vista nutrizionale sono zero. Possono funzionare eventualmente come probiotici, favoriscono cioè la colonizzazione e lo sviluppo di batteri, ma da un punto di vista alimentare sono zero. Lo dico perché spesso in rete si legge che sono molto nutrienti, non è vero. Vabbè, quello è l'effetto, vi devo spiegarmi un po'. Un uso interessante, più che mangiarli come fanno gli islandesi, e lo facevano anche in Liguria. In Liguria la cetrale islandica, un lichene che non è limitata all'Islanda, è in tutta Italia a meno che in Sardegna, un po' in alto sui 2000 metri, sul terreno. La cetrale islandica lo chiamano riso sardegu, cioè riso selvatico, e lo usavano nei periodi di carestia, come fanno tutti i popoli per riempirsi la pancia con qualcosa che sarà anche non nutriente, ma riempie. In India ha vari nomi, interessanti sono quelli nei paesi arabi, Shaiba e Sheiba, cioè i capelli che abbiamo visto prima nel geroglifico e che riporta Forscan. In realtà tutti questi licheni, tutti questi nomi non identificano un genere o una specie, diversi, molto diversi fra di loro, fruticosi, fogliosi, ma che si assomigliano per il gusto, perché la somiglianza del gusto è identica, muschiato, un po' di fungo, così, un po' amaro. Sotto sono 3 piatti, uno indiano, uno persiano, uno libico. Tra l'altro l'ho provati tutti, non in Libia, a casa mia, l'ho provati tutti, sono uno più buono dell'altro. E in effetti i licheni, ovviamente bisogna usare delle specie, come per esempio Parmotrema cinense, che è sull'estrema destra quello foglioso, si vede, vabbè, non importa. Destra. Quello lì, esatto. Quello è comunissimo sugli alberi, sugli olivi, anche da noi. Poi comunque i licheni tossici non ce ne sono molti e quindi si può mangiarli con fiducia. Comunque, su questo argomento salto perché mi porterebbe lontano. In Giappone usano mangiarsi le orecchie di watake, le orecchie di roccia, e sono dei licheni fogliosi piuttosto grandi, fanno delle zuppe, li usano in tempura come si vede in quel piatto. Un lichenologo giapponese mi ha detto che non è che siano un granché, immagino. Le cercano su quelle pareti rocciose, siccome sono molto cari e diventano sempre più rari perché li cercano, allora si calano con quei gesti. Questo è un antico dipinto del 1400, 1500, dove si vedono quei giapponesi che si calano nel baratro con
con quei canestri per prendere i licheni dopo una pioggia, perché in queste condizioni sono ancora umidi e si possono staccare facilmente. Mai dare alloggio a un cercatore di Watake perché non sopravvive sempre per pagare l'affitto, dice un proverbio giapponese. Oppure mai sposare un cercatore di Watake se non vuoi rimanere vedova presto. Quindi è una cosa pericolosa. In realtà adesso ci sono vari cuochi, il famoso, quello del Noma, quel famoso cuoco di Copenaghen, che adesso non mi ricordo il nome, comunque che usano i licheni, che fanno parte del cosiddetto foraging, cioè andare in cerca di erbe e altre cose da mettere nei piatti. Da noi in Italia il maestro di tutti quelli che cercano licheni è quel cuoco di Cavalese. E gli ho scritto dicendo come mai usasse i licheni. Dice ma perché gli piace la cucina strana, quel risotto è fatto con i licheni, quel gelato ha un ciuffetto di pseudeverna furacea. Lui mi ha risposto che suo nonno li cercava per i suoi bisnonni addirittura, li cercavano per portarli a Venezia dove li usavano per fare profumi. E lui si ricorda quando questo lichene, che lui chiama lichene nero, che è, è un lichene nero perché sotto è nero, grigio e nerastro sotto, lo usava sua nonna per curargli la tosse. In effetti sono dei mucolitici e calmanti la tosse. Sì, la cedrala islandica è l'unico lichene che è venduto anche in erboristeria, è innocuo, non dà nessun tipo di fastidio. Gli altri possono dare fastidio allo stomaco, per esempio, per le sostanze licheniche contenute, un po' di acidità. Cedrala islandica no, è iscritta alla farmacopea europea, io la bevo tutte le sere. Cioè la raccolgo, cetraria islandica. Sì, è meglio andarsela a prendere in montagna che andare in erboristeria. Okay. Comunque, quello è adesso salto un po'. Questo è un altro uso dei licheni per cui sono usati per la loro chimica. Vi sto stufando? È tardi? È l'uso in tintoria. I licheni, Parmotrema tintorum, è una specie indiana, ma altri licheni sono usati per ottenere tinture. Quello è un magnifico paravento su foglia d'oro. Si vedono l'oro sono le nuvole, so che sono sopra una valle boscosa e si chiama il vecchio ginepro. È un ginepro nodoso, sì, che dà un senso di sofferenza, di vetustà, no? Su cui sono attaccati dei talli di Parmotrema tintorum. Famosi sono i licheni, non Parmotrema tintorum, ma altri, per ottenere la porpora, o almeno un'imitazione della porpora. Per fare 1 grammo di porpora ottenuto dai molluschi servivano dagli 8 ai 12.000, dalle 8 alle 12.000 conchiglie per fare 1 grammo di pigmento, che era costosissimo. Porfirogeneti erano i regnanti di Bisanzio che si potevano vestire con queste vesti. I romani si limitavano a una banda, no? Secondo Vitruvio, per esempio, i vari colori che si potevano ottenere, e lì si vedono i vari colori, dal blu al rosso al magenta, dipendevano dal luogo e dal clima. La porpora del ponte della Gallia era scura, quella delle regioni, dipendeva dalla specie ovviamente che usavano. Quella delle regioni a est e a ovest era violacea, quella dei meridionali rossa. Il colorante era di quelle, di quelle conchiglie che vediamo lì, Murex, Brandaris, Thais, Mastoma e così via. Poi c'era la combinazione. La porpora era costosa e quindi usavano tante cose per imitarla. Un'alga, per esempio, ma non è il mio campo, una pianta, ma non è il mio campo, ma anche i licheni. Per esempio, Plinio il Vecchio descrive sulla base di uno scritto, Plinio il Vecchio è del 2379 d.C., eruzione del Vesuvio. Com'è? Poveraccio, sì. Era un po' curioso. Gli scritti invece di Teofrasto, che era un filosofo botanico greco,
E Plinio si riferisce proprio a questi. Dicono, Teofrasto in Historia Plantarum dice esistono due tipi di alga. Ricordatevi che i licheni erano considerate alghe se andava bene. Esistono due tipi di alga, le ficos, diciamo così, che generalmente ficos vuol dire alga, ma ce n'era una marina, Thalassios, che cresce a terra sulle coste, ed una che cresce in mare, Pelagios, cioè c'erano le alghe che vivono nell'acqua e alghe che venivano sul bordo delle rocce prospicienti il mare. Sulle coste, ed una che cresce in mare, sì. Riferisce poi le alghe marine di Creta usate per tingere stoffe in rosso e in porpora. A questo si ricollega Plinio, che dice fucum marinum concilium sterni conciliate vestis eo colore preparari, cioè l'alga marina sostiene il colore delle conchiglie e il colore le vesti colorate con le conchiglie con questo colore sono preparate. Scusate la traduzione, comunque dice questo. Questo è confermato anche dai papiri di Stoccolma, III secolo d.C. e Leida, i papiri sconservati a Stoccolma e Leida, che riportano l'uso di alghe marine in ricette per l'imitazione della porpora. Questa tradizione continua fino alla caduta di Costantinopoli, poi sparisce. Era ben tenuto il segreto con quali piante si usavano, ma nel XIII secolo, 1200, Alamanno, non il sindaco di Roma, ben inteso, Alamanno perché era di origine tedesca, detto Oricellario, è nome curioso. Da dove deriva? Alcuni sostengono la leggenda che lui tramanda ai posteri, che tra l'altro li avrebbe arricchiti, perché dal soprannome Oricellario discendono poi i cosiddetti Rucellai, e quelle Palazzo Rucellai a Firenze, nobili fiorentini. E a Santa Maria di Castello è riportata proprio la Vera della Fortuna, cioè la barca che ha portato verso Levante Alamanno nel 1200, e lui, orinando, da cui oricello, su dei licheni, questi diventavano rossi e scopre il segreto. Ben inteso, se non aveva dei problemi ai reni, è impossibile, perché l'orina vecchia era usata, cioè l'ammoniaca, era usata per ottenere il colore, non certo l'orina fresca. Altre ipotesi sono un nome locale tramandato da Alamanno, che poi si è chiamato Ricellario, oppure più sofisticato, da Ora, bordo, cioè un tipo di piante, di licheni, che vivevano sul bordo, e lo fanno, sul bordo degli scogli nelle aree marine prospicienti il mare. Un esempio è la Roccella tintoria, quella lichene a destra qui rappresentato. Roccella tintoria era ampiamente poi cercata poi in tutto il Mediterraneo, fino in India, in tutte le isole dalle Canarie alle Baleari, giù verso l'Africa. Roccella vive in tanti posti diversi, perché è particolarmente ricca per le tinture. Questa è una tintura che avevo fatto anni fa in laboratorio per verificare queste cose, mi piaceva. Sono rappresentati due licheni, adesso è inutile andare con i nomi, comunque si poteva ottenere la tintura per semplice bollitura in acqua. Si ottengono dei coloranti detti indipendenti perché non serve un mordente che li attacchi alla stoffa, gialli, marroni, ruggine e verdi, cioè i colori dei licheni. Ovvero in macerazione in soluzione ammoniacale, e si formano quello che si chiama attualmente un miscuglio che va col nome collettivo di orceina. È un fenoxazone, cioè è un composto di addizione fra le sostanze licheniche e l'azoto dell'ammoniaca. Spero di aver detto bene. E allora si ottengono dei coloranti detti altino, perché la procedura di ottenimento con l'ammoniaca si chiama colorazione altino, perché avveniva in un tino.
si ottengono dei colori rossi, rosa, porpora e malva. E quelli sono i colori che avevamo ottenuto. Un altro uso è quello dei profumi. Salto un po'. Evernia Prunasti era il più usato e le importazioni, i dati non esistono più perché è morto Moxam, che nell'86 riporta ancora le quantità in tonnellate di Evernia prunastri. Evernia prunastri, a differenza di Pseudoevernia, si può usare tranquillamente nei profumi perché non cresce sulle conifere e quindi non aggiunge odore o aroma di resina. Cresce su altre piante arboree che non sono conifere, quindi il profumo è il suo, quindi è più pregiata. Era importata a Grasse in Francia, dove fanno i profumi, famosa Grasse, e le quantità provenivano dalla Jugoslavia, ex Jugoslavia, Bosnia, Montenegro, dal Marocco, dalla Francia, e da 4.500 cioè da 4 a 5 tonnellate all'anno. Questo nell'86. Erano enormi quantità e servivano per fare la cosiddetta concreta e assoluta di lichene, cioè un estratto oleoso che si aggiungeva per fare i profumi. Chi l'ha usato per primo è François Coty, che nel Cipre di Coty usa proprio l'assoluta di Evernia furfuracea, seguendo antiche tradizioni. A parte che lo sapeva vendere perché il progetto era di Baccarat e la bottiglia di Lalique, quindi era già un tesoro di per sé a parte. Comunque, questo è un altro aspetto ancora, è un po' di magia. Faccio in tempo? Sì, ancora, ci vuole ancora un po'. Bene, questa è una mostra che avevo visto a Berlino nel 2001, che vale la pena di riconsiderarla, perché era centrata sui licheni e diceva, adesso non vedo il titolo, comunque Flechten, vabbè insomma, tedesco non lo so, licheni, un miracolo della natura. E una delle cose più all'Orto Botanico di Berlino, e c'era una cosa che immaginifica, presente, che impressionava la gente, era questo teschio su cui erano stati applicati, incollati dei licheni. Ben inteso, le specie sono tutte specie che vivono sulle cortecce degli alberi, mai si sarebbero sognate, è un artefatto, ma sta a significare una cosa, che in passato i teschi che portavano licheni al di sopra, è una superficie calcarea, no? Non è carbonato di calcio, ma siamo lì, un lichene ci può vivere tranquillamente sopra perché non ha rapporti col substrato, quindi questi teschi erano inseriti nella cosiddetta teoria delle signature, cioè quella teoria, un po' campata per aria, per cui i caratteri morfologici delle piante erano indicatori di proprietà terapeutiche. E quindi per cosa usare i licheni che vivevano sui teschi? Beh, terra per emorragia del naso, però anche per altri problemi, per esempio pazzie, disturbi mentali e quelle cose lì. Ovviamente non serve a nulla. La teoria delle signature è ormai tramontata, fortunatamente. Comunque questa teoria ha resistito per anni. Salto un po' perché non ne vale la pena, perché l'argomento è interessante, perché nella teoria delle signature, e qui c'è qualche accenno, si parla anche in questo dizionario universale di medicina, poi tradotto era in inglese, tradotto in francese da Diderot e poi usato da Diderot e da Lambert per fare l'enciclopedia. Era opera di un medico, si fa per dire, inglese, Robert James. Si fa per dire perché questo usava un famoso preparato che è rimasto famoso di suo, che era a base di antimonio. Siccome la tecnica di raffinazione non era sopraffina e l'antimonio vive spesso in contatto con l'arsenico, lui preparava questo farmaco contenente arsenico e così avvelenava i suoi pazienti. Un famoso paziente avvelenato era Giorgio III, poveraccio, quello che ha combattuto, diciamo così,
contro Napoleone, soffriva di porfiria, una malattia genetica, un difetto dell'emoglobina. Comunque gli davano poi l'antimonio con l'arsenico che non faceva che aggravare naturalmente le sue condizioni. Comunque, lui, parlando in questo dizionario dell'usnea, cioè del lichene del cranio umano, dice: è molto frequente in Irlanda. Come mai? Perché in Irlanda l'uso è spiegato in un bel lavoro sulla storia della medicina che avevo letto anni fa. In Irlanda gli impiccati, i condannati all'impiccagione, venivano abbandonati per strada. E quindi era un'abitudine, non li si perdevano, li lasciavano lì. E quindi su questi potevano crescere dei licheni. Dunque, è quello che è molto frequente in Irlanda, che è, dice, la zona, la terra da cui noi poi lo troviamo nelle nostre farmacie a Londra. E poi dice è famoso nella composizione chiamata unguentum armarium. L'unguentum armarium mi aveva incuriosito perché ne parla, come si chiama? Cavolo. Scusate, sì, no, quello, lo storico che ha scritto anche dei libri. Vabbè, adesso non me lo ricordo. Comunque, poi verrà da solo. No, quello storico che è morto da pochi anni. Mm. Sì? Ah, no. Come si chiama più? L'età, scusate. L'età. Vabbè, comunque non importa. Comunque dice che ha delle qualità meravigliose, ma Paracelso dice che quella delle persone che sono state esposte sulla strada, dice, è ottima quella degli impiccati, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere. Come perché lo dice anche qua, c'è un altro medico che dice che siccome è noto che l'usnea è quel lichene che si vede a destra, Umberto Eco. Theodor Zwinger dice, grazie, dice che però è noto che l'usnea del cranio degli uomini violentemente uccisi, si dice che lui pensava che tutta l'essenza, diciamo così, dell'umanità, quella che gli registi chiamavano vabbè, rimanesse nella testa perché si stringeva poi il collo. Vabbè. Sì, dunque, dice, gli ovviamente uccisi, ha delle virtù stupende contro le emorragie, che qualunque altro muschio, i licheni erano considerati muschi, ahimè, che provenga dal cimitero, non ha. Invece Van Helmont, poi ne riparleremo dopo, dice non necessariamente il cranio di un criminale, ma anche quello di un gesuita è adatto. E qui uno diceva, perché ce l'ha con i gesuiti? Dopo lo spiego. Van Helmont è uno scienziato fiammingo che, a parte che poi verrà processato dall'Inquisizione, come vedremo, sì, sì, un gesuita gli aveva fatto la spia, ma lo vediamo dopo. Lui è stato uno dei primi a fare esperimenti sulla fotosintesi, purtroppo un po' campati per aria. Aveva coltivato un salice per 5 anni, l'aveva pesato, messo in un vaso, pesato la terra, pesato il vaso, il salice, e questo era cresciuto per 5 anni, gli dava solo dell'acqua. Cosa concluso? Perché il problema e il mistero era che il salice cresceva. Come faceva? Cosa mangiava? Lui ha concluso l'acqua, perché mancava, per giustificare il peso, che adesso non mi ricordo qual era, del salice cresciuto dopo 5 anni, non era sufficiente i 50 grammi di terreno che lui aveva pesato che mancavano alla terra. Quindi l'unica cosa che gli dava era l'acqua. Ahimè, si sbagliava, era la fotosintesi. Comunque, poi lo incontreremo ancora. Quello che diceva prima James entra nella composizione dell'unguentum armarium. Scusate, ma a me questa cosa mi diverte sempre molto. Unguento armarium, chiamato anche magneticum o sympatheticum. E uno dice, ai ai ai, sympatheticum. E gli inglesi la chiamano weapon salve, cioè la cura dell'arma. Cioè,
era fondata su un'azione che si chiamava oplocrisma, cioè ungere crisma, un'arma, oplo. L'azione quindi era non ungere la ferita, ma l'arma che era causata o un suo sostituto, anche un pezzo di legno, che riacutizzi la ferita anche a distanza. Questo sembra fantascienza, eppure queste teorie sono durate fino alla fine dell'Ottocento, scusate, all'inizio dell'Ottocento. La composizione di questo unguentum armarium prevedeva ovviamente usnea, cioè il lichene, anzi meglio, l'usnea che cresceva lo specifica. Ci sono circa 50 ricette dell'unguentum armarium, non ve le faccio vedere tutte, ma comunque usnea era il lichene che cresceva sui teschi, ma poteva anche andare bene quello che riceve sui tetti, ma insomma prendetelo un po' dove volete, dicevano altri, che tanto va bene lo stesso, e avevano ragione, nel senso. Mummia. Mummia cos'era? Mummia era proprio una mummia. C'era un mercato nero delle mummie, cioè quella massa nerastra che rimaneva, abbiamo visto prima, la roba riempita, pelle, eccetera, veniva grattata, polverizzata ed era venduta, la mummia. E questo lo dicono alla fine del 600 ancora. Mummia, materiale organico che ottiene dalla mummia egizia, il cui corpo è stato riempito da vegetali, aloe, mirra, cenere e lino. Meno male che la farmacia è evoluta. La mummia rappresenterebbe, secondo alcuni, il cadro diffuso sulla quintessenza dell'uomo che presiede al mantenimento in vita e i processi di guarigione. Questo sono dei vasi di farmacia. Uno contiene, c'è scritto mummia vera e l'altro mummia degiti. Quindi in farmacia non c'è scritto, purtroppo queste immagini sono di vasi di farmacia, ma non c'è la data, non ho trovato la data. Non so dirvi, e magari appartenevano a qualche collezione di vasi di farmacia. Ma quello che è inquietante invece è la testa di una mummia di non sa chi, conservata negli archivi della Merck. Noi tutti che abbiamo lavorato in laboratorio sappiamo cos'è la Merck, che esiste tuttora. Ecco, negli archivi della Merck c'era questa testa di mummia, quindi la vendeva anche la Merck. E la farmacia Merck di Darmstadt offriva ancora all'inizio del Novecento mummia vera egiziana 17,50 marche al chilo fino a esaurimento. Lo dice un certo, basta poi, lo dice un certo Griffero, poi le biografie, se volete, le bibliografie sono in grado di darle, su un argomento come questo. Comunque la cura dell'animo in pratica cos'era? Quando era prescritta in caso di assenza di lesioni di nervi, arterie e organi profondi, cioè non una cosa che entrava in profondità, come alcune modalità bizzarre, alla luna, crescente o calante, segno zodiacale, quelle cose lì, ungere l'arma o un suo sostituto e fasciare l'arma. Era una cura simpatetica, cioè per simpatia, non si curava la ferita. Lavare la ferita, cospargere con polvere emostatica, usnea, l'usnea poteva contenere sostanze antibiotiche, ematite, sandalo che conteneva delle sostanze che facevano, insomma, antibatteriche, pulizia quotidiana, dieta moderata, astinenza sessuale sia per il malato sia per il medico. Questi erano medici. Perché? Perché funzionava spesso perché l'igiene era l'ingrediente occulto, lavavano la ferita, la disinfettavano un po' e non ci mettevano sopra il letame come potevo usare. L'azione era antisettica, l'effetto placebo era molto potente perché è uno stimolo immaginativo formidabile, è una cosa magica che il medico mi fa collaborando anche lui, assenza di effetti collaterali che era la cosa principale. Perché... E arriviamo all'ultima, credo, sì, perfetto. Non necessariamente le carni di un criminale, ma anche quello di un gesuita è adatto. Perché? Perché nel 1621 Van Helmont legge il De Magnetica Vulnerum Curazione, cioè della cura magnetica come quella che abbiamo visto adesso, e la critica. Comunque la legge,
era un libro vietato. E quindi questo andava contro la volontà dell'Inquisizione, perché ne discute, ne parla dell'effetto simpatico, cioè dell'effetto a distanza fra due cose, la ferita e l'arma. Esisteva un effetto simpatico, anche un sostituto dell'arma. E quindi questo testo gli è sottratto e pubblicato a sua insaputa da un certo Jean Roberti, un gesuita. Allora in Olanda e in Belgio comandavano gli spagnoli e c'era l'Inquisizione. Per cui Van Helmont finisce agli arresti per 27 affermazioni che lui fa nella critica, diciamo così, di questo testo. La difesa di Van Helmont è vana, perché le scuse erano pratiche contro natura perché andava contro il principio aristotelico che nullum agens agit in distance, cioè non c'è un effetto simpatico a distanza. E lui si difende dicendo che la calamita agisce a distanza solo a polvere di ferro, che le leggi naturali non vanno studiate, che i teologi si occupano di teologia e gli scienziati di scienza, questo già lo perde, e l'affermazione successiva avrebbe avuto bisogno di un buon avvocato, anche le reliquie dei santi agiscono a distanza. Lo condannano subito. Lo condannano e lui morirà in carcere, e poi gli effetti sono sospesi. Ah no, non muore in carcere, muore agli arresti domiciliari e poi lo riabilitano. Questa è la storia di Van Helmont e di interesse per i licheni. Ancora alcune cose piccole. Questo è un cartello, ci dice molte cose. Innanzitutto che i licheni odiano gli ossidrili? No. L'ossidrile è il gruppo H che si vede in fondo in questo cartello di plastica. Perché lì i licheni non crescono? È un'isola al largo dell'Indonesia, perché sopra c'è quel giunto che probabilmente contiene alluminio e rame, o qualcosa di simile, insomma, che avvelena la parte sotto e lì i licheni non ci stanno. Per cui i licheni non assorbono acqua o minerali da radici, ma assorbono tutto dall'aria, direttamente dall'atmosfera, da cui dipendono completamente per l'apporto idrico le nebbie, non la pioggia, le nebbie, poi si deve asciugare il lichene dopo la pioggia per funzionare. Poi per l'anidride carbonica, per la fotosintesi, le polveri, le sostanze minerali, per la luce, per l'umidità. I licheni dipendono completamente dall'aria, non dal substrato. Per cui sono considerati un'ottima testimonianza e vengono considerati per il biomonitoraggio, cioè la stima dell'alterazione rispetto alla norma dei componenti degli ecosistemi relativi all'inquinamento, cioè i licheni muoiono quando l'alterazione dell'aria è così pesante per l'accumulo di tossine o di metalli, per cui i licheni spariscono. E questo si traduce, come si vede in quella serie di immagini in microscopia fluorescenza, dove delle alghe felici sono rosse per la fluorescenza della clorofilla, a poco prendono forme semilunari perché stanno morendo, le clorofille scompaiono e rimangono solo i carotenoidi che non si alterano, e sotto ancora i carotenoidi rimangono e le alghe sono morte. Questo si può effettuare su comunità, studiandone quello che rimane, diciamo così, oppure anche usando strumenti come questo misuratore, diciamo così, di NDPA si chiama, un misuratore della fotosintesi algale, che ci dice quanto l'alga è in grado di fotosintetizzare. Per cui è possibile elaborare delle tecniche di controllo ambientale che misurano, per esempio, le alterazioni rispetto di una zona rispetto a un'altra. Per farla semplice, quello è un albero che cresce nell'orto botanico. Dai reticoli e dalla corteccia si vede che non c'è un lichene sopra. In città si parla di deserto lichenico. Quello è un albero, invece, in una zona lontana dal centro, in Val d'Aosta, siamo in Val d'Aosta. Quello è ricoperto di licheni. Come mai? Perché tutti gli altri sono morti, quelli sopra, e lì sono rimasti. È possibile sfruttare queste tecniche per fare delle mappe? Sì, è stata fatta la prima volta nel 97 da un
a Venezia per la prima volta e poi a Salisburgo da un licanologo di Trieste, Pierluigi Nimis, il padre di noi tutti i licanologi attuali in Italia, che insieme a uno statistico, Cesare Cislaghi dell'Istituto di Statistica Medica, confronta da un punto di vista non solo delle mappe, dei colori, ma anche da un punto di vista statistico, ben inteso, la biodiversità lichenica, cioè la diversità, la ricchezza della flora lichenica sugli alberi, secondo un reticolo di campionamento abbastanza fitto su tutta la regione Veneto. Perché la regione Veneto? Perché aveva pagato, ovviamente. Quella è le zone verdi sono le zone poco alterate, le zone gialle così così, le zone rosse sono quelle di assenza o deserto lichenico. Confrontiamo questa mappa con un'altra mappa, che è la mappa invece della regione Veneto, che aveva già elaborato a sua volta Cislaghi, della regione per mortalità per cancro al polmone. Lui non si era limitato al cancro al polmone, ben inteso, ma questa era quella che era maggiormente sovrapponibile da un punto di vista scientifico. Quella che altre tumori al fegato, che so io, non c'entravano niente, ma questa era da un punto di vista statistico vera, sovrapponibile al 97%. Perché i polmoni? Perché sono la zona, gli organi del nostro organismo che sono a contatto con l'aria. E come si chiama l'effetto tossico che possono avere le sostanze inquinanti, SO2, NOx, metalli pesanti, eccetera, sui licheni e sui nostri polmoni? Si chiama stress ossidativo. Il meccanismo è lo stesso e il risultato è lo stesso. Esiste qualcosa in Liguria? Limitatamente, sì. Comunque questa è una mappa della regione Liguria fatta nel 2000 in cui appaiono queste cose. Ahimè, la zona dove fortunatamente abito è ancora verde chiaro, cioè quella scala significa biodiversità alta, blu, i colori sono diversi rispetto a prima, comunque poi via via media e poi quella grigia è deserto lichenico. Guardate, Genova naturalmente ha delle zone di deserto lichenico. Poi via via diventa rossa, poi arancione, poi gialla e poi tutta la valle che va su verso Serravalle. Quella zona verde invece che si vede proprio sopra Genova è una stazione alla Madonna della Guardia, si trova a 1000 metri, sarà anche un miracolo, ma è a 1000 metri, chi è ben in alto. E poi le zone blu sono quelle con maggiore biodiversità e sono verso l'entroterra d'Imperia, verso le Alpi Liguri e poi la zona della Val di Vara e della Val d'Api. Bene, io ho finito, spero di non aver annoiato. Grazie. Cetraria islandica. Poi magari glielo scrivi così. Sì. Grazie Paolo per questo affascinante viaggio nel mondo dei licheni, un viaggio estremamente interessante che ha toccato aspetti storici, aspetti esoterici, aspetti alchemici, però sei arrivato alla fine dimostrando come questi licheni hanno oggi un'utilità veramente significativa riguardo del biomonitoraggio. Se ci sono domande... posso dire una cosa? Sì, prego. Ne ho parlato perché sennò diventa troppo lunga, meno male. Il microfono. Ah, già. C'era scritto anche nel riassunto Global Change, non ne ho parlato per due motivi. Tanto perché se ne occupa il professor Giordani, che ha lavorato con me e adesso lavora sui licheni all'università. Io sono in pensione. Io in fondo non me ne sono mai occupato. Posso parlarne, ma è roba riferita, quindi non è bello. Il global change cosa vuol dire? Significa che il riscaldamento globale ha esacerbato, scusate, l'inquinamento atmosferico, ha esacerbato l'effetto dell'inquinamento in certe regioni della Terra. L'Artico, per esempio, è coinvolto, tutta la fascia alpina in Italia è noto che è coinvolta, e poi, ancora poco noto, le montagne tropicali. Kenya, Kilimangiaro, le montagne
tutta questa fascia ma non si sa ancora niente. E quindi io non avevo elementi per parlarne, ma esiste il problema, esacerbato dall'inquinamento. Grazie. Ci sono delle richieste, delle domande, delle curiosità? Grazie. Sapere se decidessi di fare il pane con i licheni, che volessi mangiare licheni, l'accrescimento dei licheni li raccolgo e poi quando li riraccolgo? Cioè ho la sensazione che Sì. guardandomi in giro, se tolgo, poi non è che ricrescono così. Beh, ce ne sono parecchi. La crescita è molto lenta, nei dadi foliosi può arrivare fino a 2 centimetri all'anno, quindi senza preoccupazioni per fare un po' di pane. Da noi in Liguria bisogna andare dove le zone dove sia facile raccoglierli, dove ce ne sia in abbondanza. È un po' difficile, per esempio, intorno a Zoagli, dove abito io, è facile, sugli olivi c'è pieno di Parmenia caperata, che è un po'... è vero. Parmenia caperata che è un po' amara, e Cesare islandica non c'è, quindi si restringe un po' il campo. Però ci sono. Nelle zone, il Levante è più fortunato rispetto al Ponente dove abita lei perché ovviamente è più asciutto. E quindi da voi prevalgono le forme costose, che non è bello da usare per fare il pane, non so, meno facile. E da noi è più umido purtroppo, piove di più, non fa altro che piovere in questi giorni, e è più facile trovare dei licheni. In Val di Vara c'è pieno, non c'è nessun problema, in Val d'Aveo non c'è nessun problema. Esiste solo in Val d'Aosta, esiste, ma per quantità enormi delle regolamentazioni per la raccolta dei licheni. Che chiunque vada con un sacchetto, io vado con dei sacchettoni a cercare nei boschi, nessuno l'ha mai fermato, non è vietato. Quindi si può raccogliere tranquillamente senza problemi, ce n'è. Ricrescono tranquillamente. Specialmente le forme frutticose e fogliose crescono 2 centimetri, 1,5 centimetri all'anno. Bene, grazie. Beh, direi che ci ha sicuramente incuriosito su questo mondo dei licheni e magari ci saranno prossime conferenze nelle prossime sessioni che approfondiranno questi argomenti sia del global change che degli aspetti più botanici, più lichenologi. Ricordo anche che Paolo Modenesi è stato anche presidente della Società Italiana di Lichenologia, quindi è effettivamente uno degli esperti più importanti in Italia e non solo. È perché siamo pochi. Però siete pochi e sopra o accanto a Paolo c'è Nimis, no? È ancora vivo? Sì, sì, è più giovane di me. Ah, ok. Bene, se non ci sono altre curiosità, vi ringrazio e vi auguro buona Pasqua e vi ricordo che la settimana prossima, cioè giovedì 4 aprile, ci sarà la conferenza di Barbara Mazzolai. Barbara Mazzolai è una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia che costruisce soft robot usando come modelli, ad esempio, le radici degli alberi. Quindi, se siete interessati, ci vediamo giovedì 4 aprile alle ore 17. Giovedì 4 aprile. Sì, dopo Pasqua, scusate, sì, certamente. Giovedì 4 aprile. Buonasera, grazie.